Allora, c'è un progetto che intendi portare avanti adesso da Presidente della Consulta? Prima di tutto insieme ai ragazzi vorremmo assolutamente avvicinare la Consulta alle scuole. In questi ultimi anni la Consulta si è un po' allontanata da quello che è l'insieme scolastico, i ragazzi si sentono lontani, i rappresentanti di Consulta. Quindi quello che vorremmo fare noi è per l'appunto rilegare questo rapporto e cercare di risolvere disagi che possono crearsi all'interno della scuola, quali possono essere rapporti con la Presidenza o anche problemi edilizi, in maniera da risolverli tutti insieme, perché comunque siamo una grande squadra. Ti aspettavi la nomina o è stata una sorpresa? Un pochino me l'aspettavo dato che ero l'unico candidato della cosa, quindi, però sono molto contento, molto soddisfatto. Ora, oggi ripresa dell'attività della consulta scolastica. Sì, stamattina proprio con l'elezione del Presidente della Consulta in sostituzione del precedente che ha conseguito la maturità scientifica si avvia proprio il nuovo anno dell'attività della Consulta. Io mi auguro che Flavio Neri, appena eletto, essendo stato già segretario della Consulta provinciale studentesca, possa portare avanti questa attività nel miglior modo possibile, aiutato dagli altri alunni, perché è chiaro che la Consulta, essendo rappresentata dagli studenti segnalati e designati dalle varie istituzioni scolastiche, ha un ruolo provinciale e quindi mi auguro che come negli anni precedenti possa avere quel riconoscimento di serietà, di professionalità che hanno avuto anche gli altri studenti, e quindi di riuscire a creare delle sinergie, delle intese e degli accordi a livello territoriale ma anche regionale, per poter portare a meglio avanti quelli che sono gli obiettivi e le funzioni della consulta studentesca.